Siamo messi piuttosto bene, nel senso che a fronte di un picco di contagi che abbiamo riscontrato nel periodo estivo, la situazione in settembre e ottobre è andata progressivamente migliorando e ad oggi registriamo un numero di nuovi casi giornalieri che quasi sempre si attesta sotto i 20 casi, a parte alcune situazioni giornaliere episodiche, ma legate soprattutto all'arrivo di turisti o persone per manifestazioni, soprattutto lungo il litorale. Quindi direi una situazione assolutamente sotto controllo. Rispetto alla situazione riferita dalla Regione, nel territorio del Veneto orientale al momento è tutto sotto controllo. Ottimi i risultati anche sui numeri della campagna vaccinale. Abbiamo raggiunto una copertura dell'84,4% fra cicli completi, 82% e solo una dose, e quindi questo è un elemento di un grandissimo risultato per l'azienda. Oggi le nostre sfide più grandi sono quelle di stimolare la popolazione che ne ha diritto a fare la terza dose, sono gli ultra sessantenni, le persone fragili e gli operatori sanitari, e importante da sapere è che la terza dose può essere associata anche al vaccino antinfluenzale. Queste stesse categorie sono infatti quelle indicate per la vaccinazione antinfluenzale.